La storia di Santa Fede, una giovane martire dal cuore puro e incrollabile, è una di quelle che lasciano il segno, un esempio di coraggio e fede senza confini. Fede visse in un tempo di grandi persecuzioni, quando professare apertamente la fede in Cristo significava rischiare la vita. Ma per lei la paura non era mai abbastanza forte da farle rinnegare l'amore che sentiva per Dio. Nata da una nobile famiglia, Fede cresceva circondata dall'amore della sua famiglia e dalla ricchezza, ma già da piccola il suo cuore cercava qualcosa di più grande. A soli 12 anni la sua fede era già forte e profonda, tanto che non ci fu potere terreno capace di piegarla. La sua prova arrivò quando il prefetto Daciano, un uomo temuto e crudele, la convocò, ordinandole di sacrificare agli dei pagani. Fede, con il viso sereno e lo sguardo deciso, rifiutò. Non aveva paura di Daciano né delle sue minacce. Il suo cuore apparteneva solo a Dio e nulla avrebbe potuto farle cambiare idea. Daciano, furioso di fronte al rifiuto della giovane, decise di punirla in modo terribile. La fece porre su una graticola arroventata, sperando che il dolore le facesse rinnegare la sua fede. Ma Fede, tra le fiamme, non gridò né implorò pietà. Il suo corpo soffriva, ma la sua anima era già altrove, salda nella luce di Cristo. Infine Daciano ordinò che fosse decapitata. Così, in un gesto finale di crudeltà, la vita terrena di Fede venne spezzata. Ma il suo spirito, libero e forte, volò verso il cielo, lasciando dietro di sé una testimonianza di fede incrollabile. La storia di Santa Fede non finì con la sua morte. I suoi resti, venerati come reliquie preziose, iniziarono a compiere miracoli e attirare la devozione di tanti fedeli. La sua fama si diffuse in tutta la Gallia e oltre. Una basilica venne costruita in suo onore ad Agen, il luogo del suo martirio. In quella terra la presenza di Santa Fede divenne un faro di speranza e i miracoli che si verificavano presso le sue reliquie testimoniavano la potenza della sua intercessione. Ma una delle storie più straordinarie legate a Santa Fede accadde qualche secolo dopo. Un monaco di nome Arinio, proveniente dal monastero di Conque, si sentiva chiamato a un'impresa audace. Dopo aver vissuto per 10 anni ad Agen come un canonico ordinario, egli attese pazientemente il momento giusto per portare a termine la sua missione segreta. Quando gli fu finalmente affidato il compito di custodire il santuario di Santa Fede, Arinio rubò le sue reliquie e le portò a Conque. Incredibilmente, questo furto non fu mai condannato. Anzi, si credeva che fosse parte del destino della santa, affinché il suo culto potesse diffondersi ancora di più. Le reliquie di Santa Fede, custodite ora in un magnifico reliquiario d'oro e gemme preziose, divennero oggetto di grande devozione. Il monastero di Conques si trovava lungo il cammino che portava a San Giacomo di Compostela e i pellegrini che percorrevano quella strada si fermavano a venerare la santa, implorando la sua protezione e chiedendo miracoli. Il reliquiario stesso, una figura seduta con abiti regali e una corona, era portato in processione per benedire le terre circostanti e proteggere le persone dalle calamità. Santa Fede non era più solo una martire del passato, ma una presenza viva, sentita e potente tra i monaci e i fedeli. La sua intercessione era richiesta non solo dai pellegrini, ma anche dai carcerati e dai cavalieri che cercavano la sua protezione nelle loro battaglie.
La sua fama crebbe così tanto che chiese e santuari le furono dedicati in tutta la Francia e persino in Inghilterra. Nomi di luoghi come Santa Fe nel Nuovo Messico testimoniano quanto il suo culto si sia diffuso anche oltre l'Europa. In ogni raffigurazione Fede appare con i simboli del suo martirio, la graticola e la spada. Sebbene fosse morta giovanissima, viene spesso rappresentata come una donna matura, simbolo della saggezza e della forza che la sua fede le aveva donato. Eppure, secondo le leggende medievali, la santa appariva spesso come una giovane, chiedendo gioielli per adornare il suo reliquiario, in cambio della protezione e delle grazie che elargiva. La storia di Santa Fede è un richiamo potente al coraggio e alla forza che derivano dalla fede. Il suo sacrificio ha attraversato i secoli, illuminando il cammino di milioni di persone. Ancora oggi il suo esempio risuona come una testimonianza del potere trasformante della fede in Dio, capace di vincere ogni paura e di trionfare anche di fronte alla morte. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.